Buongiorno, in diretta con Focus TG, la cronaca nera fa la parte principale di questa edizione. Iniziamo con un incidente che è riportato dalla prima pagina del Gazzettino. Fuori strada con l'auto, è successo a Maserà, in provincia di Padova, una 79enne trovata morta intrappolata nell'abitacolo dopo ore. Forse è stato il freddo ad ucciderla. Ci collegheremo tra poco in diretta con Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende per i dettagli. Vediamo un altro grave incidente ad Abano Terme. Valentina Visentin. L'ennesimo incidente stradale mortale sulle strade del Padovano ieri all'alba. È proprio in questo punto che è uscita di strada l'auto con all'interno 6 giovanissimi ragazzi. A perdere la vita è stato un 20enne romeno, Mirel Mustea, morto ad appena 20 anni. Era arrivato in Italia da poche settimane e sabato sera stava trascorrendo una serata in compagnia dei suoi amici in una discoteca di via dei Colli tra Padova e Abano. Poi con l'auto insieme agli amici avevano preso questo tratto, la direttissima che collega Padova ad Abano, e in questo punto l'auto è uscita di strada. Ancora visibili i segni delle ruote che sono slittate sull'erba e poi l'auto è finita nel canale. Mirel Mustea è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, un colpo violentissimo. Per lui non c'è stato nulla da fare quando sono arrivati i soccorsi sul posto. Il ragazzo era già morto, feriti i 5 compagni che erano in auto con lui, compreso l'autista, un 25enne moldavo che ora è indagato per omicidio stradale. La ricostruzione dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Padova, che è intervenuta all'alba di ieri per effettuare i rilievi. Cosa sia accaduto lo diranno appunto i rilievi. Non si esclude ci possa essere anche l'alta velocità, questo è un punto in cui le auto corrono davvero forte. Poi c'era anche il ghiaccio, ma non si esclude un colpo di sonno, una distrazione oppure la guida sotto l'effetto di alcol o droga. Questo lo stabiliranno gli esami tossicologici che sono stati fatti sul conducente, che è ricoverato in ospedale ferito. I ragazzi erano in 6 in auto, su un'auto omologata per 5 persone. Forse, visto l'impatto e visto quanto è stato sbalzato lontano il 20enne, forse il ragazzo non aveva le cinture di sicurezza, ma saranno appunto i rilievi a stabilirlo. Quel che è certo è che un ragazzo di 20 anni ha perso la vita. Mirel Mustea era arrivato in Italia da poche settimane, viveva a San Giorgio in Bosco, dove si appoggiava ad alcuni connazionali, stava cercando lavoro, voleva iniziare una nuova vita qui in Italia, nel Veneto, ma purtroppo i suoi sogni si sono spezzati in questo tratto di strada. Grazie a Valentina Visentina, una vera e propria strage. Si è presentato ai carabinieri l'uomo che sabato si era scontrato con una 17enne in moto, con l'auto, quindi uno scontro tra l'auto e la moto di questo 17enne, però poi era poi fuggito, ma si è poi presentato ai carabinieri. Vediamo. Alla fine ha capito che era meglio presentarsi alle forze dell'ordine, così poco dopo mezzogiorno ha suonato alla porta dei carabinieri di Vittorio Veneto. Questa è la decisione del 54enne vittoriese che nel tardo pomeriggio di sabato si è scontrato con la sua auto con un giovane motociclista lungo il Fadalto. Un impatto fortissimo, ancora oggi testimoniato dalle macchie di sangue sull'asfalto, che a distanza di quasi un giorno la calce non ha cancellato. Siamo nel 23° chilometro della statale Alemania, lungo la Valle Pisina, che per il suo percorso tutto curve è prediletta dai centauri. Forse per questo il 17enne della zona l'avrebbe scelta per il primo giro con la sua moto, scendendo dall'uscita dell'autostrada verso il bar dei motociclisti a ridosso del Lago Morto. Arrivato al primo gruppo di case, stando ad alcune testimonianze, avrebbe preso correttamente questa curva. Non così invece per la Panda 4x4 prima serie condotta dal 54enne, che uscendo da quest'altra curva avrebbe invaso la corsia opposta.
Inevitabile l'impatto da parte del giovane motociclista, finito a terra con diverse fratture, di cui una esposta alla gamba. Giovane che è stato subito soccorso dai residenti, mentre il 54enne, pur con la Panda gravemente incidentata, si dava la fuga verso la sella del Fadalto. Sulle sue tracce si stavano già muovendo le forze dell'ordine. La nostra polizia locale stava un po' chiudendo il cerchio e stamattina la persona coinvolta appunto in questo incidente si è presentata al comando dei carabinieri. I carabinieri, dopo un primo interrogatorio, hanno condotto l'uomo al comando della polizia locale per i primi provvedimenti. Gli agenti, peraltro, avevano subito attivato la rete delle telecamere con la lettura delle targhe e si stavano muovendo anche sulla base di parti di paraurti, vetri di faro e di parabrezza rimasti sull'asfalto, e inizialmente si erano concentrati su un giovane che alla guida di una Panda vecchia serie spesso transita lungo questa strada prendendo le curve in maniera disinvolta e a volte anche pericolosa. Ma i reperti confrontati sul veicolo non avevano dato riscontro. Poi la scelta del 54enne di assumersi la responsabilità dell'incidente, che avrebbe di fatto chiuso il caso. Ora il 17enne si trova in prognosi riservata all'ospedale, mentre il conducente dell'auto dovrà raccontare la sua verità ai giudici per rispondere all'accusa di omissione di soccorso e lesioni personali colpose. Ripetiamo l'appello che qualora uno sia coinvolto direttamente in un incidente deve fermarsi immediatamente e prestare i primi soccorsi. Servizio di Lucio Zanato, è stata una tragedia, ennesima tragedia familiare, in questo caso una madre che aveva perso il figlio di 23 anni, non ha retto al dolore e si è tolta la vita. Era scomparsa da giovedì scorso, è stata trovata morta in una località tra Vittorio Veneto e Cappella Maggiore. È stata trovata senza vita in zona Fratte, tra Vittorio Veneto e Cappella Maggiore, la donna di 56 anni di cui non si avevano più notizie da giovedì. A dare l'allarme i familiari della donna, che si sarebbe allontanata da casa a piedi ancora con le ciabatte addosso ed un giubbotto lungo. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile sono andate avanti fino ad oggi pomeriggio, quando il corpo è affiorato in un canale dell'Enel. Dopo l'elicottero e i droni questa mattina a Vittorio Veneto erano arrivati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Venezia. Ieri i pompieri avevano allestito l'unità di comando locale di fronte al municipio, coordinando le ricerche di carabinieri e protezione civile. 100 uomini in campo. Questa mattina battute anche le zone interne ed esterne di fabbriche e casolari abbandonati. La donna sarebbe uscita di casa in stato confusionale. La morte potrebbe essere la conseguenza di un atto volontario. Una tragedia nella tragedia. La 56enne aveva da poco perso un figlio. E la rissa in Prato della Valle a Padova, quando 6 attivisti di Casa Pound sono stati aggrediti da un gruppo appartenente al centro sociale Pedro. Le indagini continuano dopo l'arresto di 3 persone e la denuncia di altre 19. 22 persone sono state identificate, ma la polizia coordinata dalla Procura di Padova è ancora al lavoro. Non si fermano le indagini dopo l'aggressione antagonista di attivisti del centro sociale Pedro al banchetto di Casa Pound, autorizzato sabato scorso in Prato della Valle. Tutto è accaduto in pochi minuti, come ci hanno raccontato alcuni testimoni. Subito hanno messo la mano addosso, pugni, sberle e offeso ovviamente, però non si capisce chi contro di chi quel punto lì, perché sono mischiati un po' tutto, no? Ma la cosa è durata poco più di 2 minuti. Quando sono arrivati loro sono scappati, un po' sono scappati in questa direzione qua e parecchi sono tornati in quella direzione lì e è finita lì. Dopodiché è arrivata l'autobolanza. 3 gli attivisti di Casa Pound feriti, il più grave un 32enne padovano operato per la frattura del pavimento dell'orbita oculare. L'intervento è riuscito, l'occhio non è più a rischio. Ancora in ospedale il 32enne si sta riprendendo. Dopo il blitz l'intervento della polizia con la Digos e le volanti ha portato al fermo di 22 persone, finito con 3 arresti e 29 denunce. In manette, ma subito rimessi in libertà, una giovane di 22 anni accusata di violenza privata aggravata e lesioni aggravate, un 26enne e un 27enne
accusati di violenza privata e lesioni aggravate, uno di resistenza a pubblico ufficiale. Per altri 19 antagonisti è scattata la denuncia per concorso in violenza privata aggravata e lesioni aggravate. Uno di loro deve anche rispondere di rapina per aver rubato una bandiera di Casa Pound. Il questore Marco Dorisio ha inoltre emesso 12 fogli di via obbligatori da Padova per 4 anni per aderenti al centro sociale Pedro provenienti dalle province di Brescia, Vicenza, Venezia, Gorizia e comuni della provincia di Padova e 11 avvisi orali nei confronti dei restanti appartenenti ai centri sociali. Si cerca di capire adesso se all'azione abbiano partecipato altre persone. Per questo la polizia sta passando al setaccio le immagini registrate sabato. Sui social lo sfogo del Pedro. A 12 studenti sono stati comminati fogli di via per 4 anni dalla città di Padova. La sproporzione tra la risposta ad una inaccettabile provocazione fascista e le decisioni arbitrarie del questore è evidente. Questi provvedimenti sono un sopruso, la lotta per la libertà non si arresta. Immediata la risposta del direttivo di Casa Pound: non possono esistere città ostaggio di centri sociali e della mafia antifascista, e nel chiedere la condanna unanime di questa vile aggressione che mira ad alzare il clima di tensione non faremo passi indietro. Siamo pronti a dare una ferma risposta a Padova e in ogni altro luogo dove viene messa in discussione la nostra agibilità politica. Servizio di Chiara Gaiani, andiamo avanti con altri controlli. Questa volta a Montebelluna un 18enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama da 24 cm, poi altri giovani con droga per uso personale. I carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno deferito in stato di libertà 2 ragazzi e allertato le autorità per altri 3 soggetti scoperti con la detenzione per uso personale di hashish e marijuana. Questo è l'esito dei controlli che sono stati eseguiti tra venerdì e sabato a Montebelluna. Un 55enne è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Tutte le sostanze, droga ed altro, sono state sequestrate e repertate, mentre le autorità competenti sono state informate dagli organi procedenti. Il servizio ha riguardato il territorio della compagnia Montebelluna, con particolare attenzione ai principali assi viari nonché ai luoghi di aggregazione giovanile. Andiamo adesso da Christian Arboit, perché continuano i furti nella Marca e anche in altre province, e adesso è caccia alla banda delle cantine in diretta. Christian Arboit con Nicoletta Rizzetta. A te, Christian. Direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta, che sta curando la parte tecnica e che sta inquadrando i filari del Prosecco. Siamo a San Pietro di Feletto, uno dei panorami più suggestivi della Marca, suggestione che però non ha fatto breccia evidentemente nei cuori e negli animi dei delinquenti che nei giorni scorsi sono entrati in azione. Un vero e proprio raid, quello che si è registrato qui tra i filari. Siamo a San Michele, località di San Pietro di Feletto, tra l'altro in via San Michele. Una decina, forse più di una decina, le abitazioni interessate, tra colpi tentati e colpi invece andati a segno. È andato a segno il colpo ai danni di questa cantina, la cantina Antoniazzi. Qui con me ci sono i titolari, Remigio Antoniazzi e il figlio Enrico. Voi venerdì sera, quando è successo, eravate serenamente, giustamente aggiungo, al ristorante. Sì, ci trovavamo al ristorante e verso le 10:30 ci siamo accorti dalle telecamere che c'erano delle persone che si aggiravano fuori dalla cantina. Siamo subito rientrati in casa e abbiamo trovato sì che erano entrati, insomma. Dalle telecamere si vede che sono arrivati verso le 8:30 e sono rimasti qui circa una quindicina di minuti. Una quindicina di minuti, il tempo appunto di entrare, forzando prima questa finestra, correggimi se sbaglio Enrico, questa la finestra che è stata forzata e che avete già messo a posto. E tra l'altro una delle telecamere è qui, come funziona? Sì, questo sarebbe un videocitofono che fa anche la funzione di telecamera di sorveglianza con avviso di movimento, quindi chiunque passi di qui viene registrato per circa 30 secondi. Ecco. Poi altre telecamere sono sul sì.
Allora, possiamo entrare, mi mostri un attimo, che così capiamo cosa è successo. Allora, i ladri sono entrati da questa finestra, poi come si sono mossi, Enrico? Si hanno spostato le bottiglie, diciamo anche senza rompere niente, e hanno attraversato la cantina e si sono diretti in ufficio, dove hanno rovistato e messo un po' a soqquadro e dove hanno trovato il fondo cassa che avevamo qui in cantina, insomma. Parliamo di circa 200 euro. Sì. Ecco, l'importante, Remigio, non so se riesci appunto, grazie, a raggiungermi, l'importante è che non sono stati fatti danni. Sì, effettivamente sono stati anche gentili, diciamo, là del gentili che hanno spostato le bottiglie, sono passati senza rovinare niente, a parte sì un ufficio che hanno un po' mescolato un po' di carte per vedere se trovavano qualcosa, ma insomma alla fine, a parte il danno del serramento... La cosa importante, diciamo, è che i suoi genitori che abitano qui vicino non se li sono trovati davanti, perché erano in casa. Quella è stata ed è la sua principale preoccupazione. Sì, sicuramente il primo pensiero è stato a loro, perché sono in casa, magari entrano e sì, non si sa mai cosa può succedere, quindi la preoccupazione maggiore era questa, insomma siamo partiti, siamo venuti a casa subito per questo, insomma. Mentre Enrico, appunto, anche i tuoi nonni non si sono accorti di nulla, c'era il cane che abbaiava. Sì, dalle telecamere si vede uno dei due che prosegue verso l'abitazione e subito torna indietro, quindi sicuramente si è accorto delle persone anziane che c'erano, perché mio nonno era uscito che aveva sentito i cani abbaiare 2 o 3 volte, per questo secondo me hanno cambiato obiettivo e sono venuti nella cantina. Ecco, quindi questo è l'unico aspetto positivo. Diciamo che probabilmente per arrivare fino a qui significa che prima ci sono stati dei giri di perlustrazione. Penso di sì, sicuramente conoscevano l'ambiente, perché sì, non sono arrivati qua sicuramente subito e sono entrati. Prima sono stati dei giri di perlustrazione e chissà quando, ma qualche giorno prima probabilmente, sicuramente. Tra l'altro, ecco, da poche settimane qui a San Pietro di Feletto, e in questa via in particolare, è arrivato il controllo di vicinato, e quella sera si è allertato anche il controllo di vicinato. Sì, noi abbiamo subito comunicato nel gruppo e poi successivamente noi abbiamo segnalato i carabinieri che sono arrivati, e in quel momento una signora ha fatto una segnalazione nel gruppo, noi abbiamo subito indicato ai carabinieri di fare un sopralluogo lì e insomma sì, secondo me è una cosa utile, ecco. Cosa resta, signora Remigio? Lei ha subito dei furti, ma diversi anni fa, nell'abitazione qui adiacente. Che cosa resta? Ma è sempre la solita insicurezza, l'amarezza che ti resta, perché quando ti entra degli estranei in casa non è per niente bello, insomma, ecco. L'altra volta è stato peggiore, perché in casa è proprio il luogo più intimo. Qua insomma è sempre un disturbo, insomma, ecco, una cosa che non va bene, insomma, non deve succedere, questo è il punto. E poi lei prima mi diceva è difficile monitorare i colli del Prosecco, anche proprio per la morfologia del territorio non è così facile. Sì, perché ci sono il boschetto, c'è la siepe, c'è il modo di nascondersi, quindi come si fa a vedere? Sì, è difficile, insomma, ecco. E quindi speriamo che con il controllo avvicinato qualcosa di efficace venga fatto, insomma, ecco, sì. Grazie signor Remigio, grazie a Enrico per questa loro testimonianza. Chiaramente le indagini da parte dei carabinieri sono in corso, però già ti posso dire, direttore, che stiamo verificando altri casi che si sono registrati nella notte, quindi nel corso di questa edizione o nei nostri telegiornali serali dovremo dare conto di altri raid, di altri furti ai danni anche di attività stiamo riscontrando proprio in questo momento. Però per adesso è tutto da San Michele di San Pietro di Feletto con Nicoletta Rizzetto, ringraziando ancora il signor Remigio ed Enrico. Ti restituisco la linea. Grazie molte. Christian Arboit, in regia oggi ci sono Francesco Ceronna e Tommaso Migotta. Adesso andiamo a Vicenza perché è stato individuato il responsabile che la notte tra il 3 e il 4 febbraio aggredì una signora colpevole di non avergli fatto l'elemosina, in diretta da Mirko Cavallini e Andrea Benetti per la parte tecnica. A te Mirko.
Buongiorno direttore, ben trovato. Con me il comandante della Polizia Locale di Vicenza, Massimo Parolin. Allora, la notte tra il 3 e il 4 febbraio cosa è successo? Niente, vi è stata un'aggressione a carico di una cittadina verso la mezzanotte e a carico appunto di un bivaccante che girava insomma per la stessa Viale Roma. Siamo riusciti dopo attente indagini a risalire all'autore dell'aggressione, grazie anche alle testimonianze di alcuni cittadini che hanno riconosciuto l'aggressore stesso, e di questo dobbiamo appunto rendere grazie molto a queste persone che ci hanno aiutato. Allora, intanto le condizioni della signora che pare avesse battuto la testa sul marciapiede, è successo un paio di settimane fa. No, diciamo che la situazione poi è migliorata, ha avuto 8 giorni di prognosi, per cui diciamo che è andata bene, insomma. Questa persona appunto che era già presente nella zona, nel quadrilatero della stazione, è italiano, straniero, in che condizioni vive? Beh, è un italiano e sappiamo appunto che è un bivaccante, era già stato appunto per così dire tacciato con ordine di allontanamento da parte del questore, e quindi abbiamo comunicato tutto, deferito tutto all'autorità giudiziaria per i provvedimenti conseguenti. Per la flagranza non c'erano più i tempi ovviamente, ma quali provvedimenti ci potrebbero essere nei suoi confronti? Beh, ovviamente abbiamo, come detto, comunicato il tutto al pubblico ministero e l'abbiamo denunciato per lesioni personali e per minaccia aggravata. Quanti anni ha? Beh, del 35 anni adesso. Quindi né giovanissimo, ma insomma è già in queste condizioni purtroppo, non l'unico caso a Vicenza. Beh, non l'unico caso a Vicenza, la nostra città insomma è attentamente monitorata dalla polizia locale per quanto riguarda i fenomeni che riguardano il bivacco, che sono fonte anche di allarme sociale nei confronti dei cittadini, ma cerchiamo sempre di tenere sotto controllo la città. Un ultimo cenno, ieri il derby tutto in ordine, a parte il pareggio, diciamolo, visto dalla parte di Vicenza. Sì, per quanto ci compete, ossia per quanto riguarda la viabilità cittadina, diciamo che le cose sono andate più che bene, insomma siamo contenti. Grazie al comandante Parolin, grazie Andrea Benetti per la parte tecnica. Da Vicenza è tutto, a te direttore. Grazie a Mirko Cavallin, e adesso andiamo a Maserà in diretta, siamo in provincia di Padova, da Valentina Visentina e da Cristian Roque Allende, perché è da Chiara Gaiani, sì, Chiara Gaiani, grazie Francesco, in diretta con Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende, perché una donna di 79 anni è finita in un fosso con l'auto, è stata ritrovata morta, probabilmente morta di freddo. A te Chiara. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in via Bellini, siamo in realtà ai confini tra Maserà e Albignasego, e qui siamo proprio ad Albignasego. Ringraziamo il signor Franco, che è stato il primo a tentare di soccorrere questa signora. Le immagini del collega che adesso insomma vi farà vedere che cosa è accaduto fanno vedere la frenata, fanno vedere lo scolo dove la signora di 79 anni è finita di Ponte San Nicolò. Signor Franco, lei ha sentito il suo cane abbaiare questa notte intorno all'1 e l'1:30, forse è accaduto proprio a quell'ora? Sì, l'1 ha detto il cane abbaiare, siccome che passa sempre gente di qua a piedi anche con i cani, però fai caro o non fai caso, perché altrimenti non devo neanche dormire. Ebbene, questa mattina ero fuori a fare polizia, è passata una signora che va a camminare e mi ha detto: sai che ho visto una macchina nel fosso? E come? E io qua davanti a lei, qua davanti, qua. Io sono venuto fuori, sono venuto a vedere. Io non vengo a vedere perché io ho paura. E io dico: bene, io dove ora vengo io. E come vengo qua vedo la macchina nel fosso, e praticamente in macchina non si vedeva niente perché aveva tutti il cristallo tutto ancora bagnato, e mi sposto un po' verso il lato e vedo ho visto che era subito una donna, era distesa così, aveva un braccio sotto la ruota e con la porta aperta della macchina, e ho detto ho preso anche un po' di... E ha chiamato i soccorsi. Ha chiamato i soccorsi, i carabinieri, i vigili, tutto quello che è. E in 10 minuti sono arrivati e poi
poi hanno fatto quello che dovevano fare e io mi sono spostato e ecco. Insomma, per fortuna questo signore non si è girato dall'altra parte. Che cosa è accaduto? Ovviamente le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Abanos. Certamente la signora che guidava una piccola utilitaria è arrivata dalla stradina che vedete. Scusa, sembrava un'Honda vecchia, un po' vecchia, un'Honda. Una bella macchina grande, un'Honda mi sembrava. Ecco, ha imboccato questa strada, forse si è persa. Questa strada in realtà non è percorribile dalle auto, è proprio davanti a noi ci sono dei paletti, quindi lei ha trovato un blocco, ha tentato di fare una retromarcia, infatti sono anche visibili alcuni segni sull'erba, sì. E poi è finita nel fosso. Lì probabilmente ha provato a chiamare aiuto, ma a quell'ora della notte, ovviamente, nonostante ci siano alcune case, ma questa è una zona di campagna, una zona tranquilla, signor Franco. Se abbiamo sentito aiuto, forse venivo fuori, però non ho sentito niente. Praticamente lei è andata lì e quel freddo della notte, acqua sopra il viso, penso io, e lì è rimasta. Ecco, questa purtroppo è una vicenda davvero triste, ovviamente tutto quello che potrà essere definito dalle indagini ve lo racconteremo. Io davvero ringrazio il signor Franco per averci raccontato che cosa ha visto, averci fatto da testimone. La vittima è una donna di 79 anni di Ponte San Nicolò, di cui per ora non sono state rese note le generalità. Ringrazio anche il collega Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica e ti restituisco la linea, direttore. A te Chiara Gaiani da Maserà, vicino ad Albignasego. Si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa di Beverare di San Martino di Venezia i funerali di Carla Gatto, la mamma di Gino Cecchettin, la nonna di Giulia. La signora si è spenta all'età di 76 anni venerdì pomeriggio in un ospedale di Verona, dove era ricoverata per un grave malore che l'aveva colpita il giorno precedente. Sempre vicina alla famiglia del figlio Gino, Carla Gatto gli era stata al fianco anche durante il processo a Filippo Turetta, l'assassino della nipote Giulia. Pittrice e scrittrice, Carla Gatto aveva dedicato anche un romanzo alla povera ragazza trucidata da Filippo Turetta. Ed è grande il dolore per la morte della signora Gatto anche a Vigonovo, dove vive la famiglia Cecchettin. Tra i primi ad inviare un messaggio a Gino è stato il sindaco del paese. Una comunità di famiglie che a Gino Cecchettin e ai suoi figli si è stretta forte dal novembre 2023, quella di Vigonovo, che aveva adottato anche la sua solare mamma, la nonna di Giulia, Carla Gatto. La notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno in paese. La villetta bianca con i fiocchi rossi è chiusa e silenziosa. Chi passa rivolge un pensiero e una preghiera. La vita è questa, non lo possiamo mai sapere cosa ci succederà. Un po' sfortunato quest'uomo, purtroppo capita a tutti. È sfortunata certamente, specialmente da parte di Gino. Una bella persona Gino. Sì. Gentile. Sempre senza sbilanciarsi in politica oppure anche con la giustizia. A Gino Cecchettin e ai due figli e al fratello di quest'ultimo si stringe anche il cognato e lo zio materno di Giulia, Andrea Camerotto, che non rilascia dichiarazioni al microfono, ma ci racconta l'ultimo incontro a Natale. Si sentiva stanca la signora Carla. Mamma e nonna aveva vissuto a fianco del figlio un dramma e un dolore indescrivibili. Mamma e nonna Carla era molto amata anche nel paese dove il figlio viveva. Ci troviamo ad esprimere in questo momento di dolore le nostre condoglianze, la nostra solidarietà a Gino e alla famiglia Cecchettin per la perdita della mamma, della nonna Carla. È una persona che abbiamo imparato a conoscere con tutta la sua forza e auguriamo proprio a Gino e alla sua famiglia di poter contare sull'esempio e sulla forza di Carla per superare questo momento di lutto e di dolore. Diamo i titoli del Gazzettino, del Corriere del Veneto online. La prima pagina: Trentini, la madre da Fazio, Meloni me lo riporti a casa, come Cecilia Sala. Sui social c'è chi si spaccia per lui. La madre
del cooperante veneziano che è stato arrestato in Venezuela, di cui non si hanno più notizie. E poi le liti fiscali, il piano con la sforbiciata alle corti del Veneto, si salvano Venezia e Verona. Fine vita, la rivincita del presidente Zaia, dalla sconfitta in Consiglio regionale alle aperture di Salvini. Il cambio vita dello stellato, lo chef Grandi, senza zuccheri e carboidrati, ho perso 90 kg in 8 mesi, l'energia è alle stelle, la mente lucida e la pelle migliorata. Beh, davvero una bella trasformazione, beato lui. Più 30% di somme sottratte, 23.800 segnalazioni di truffe online solo nel 2024. Adico denuncia il boom di truffe, di richieste di aiuto. Quasi mai le somme sottratte però si riescono a recuperare. Stiamo seguendo diverse persone anziane che hanno dovuto acquistare uno smartphone ma non hanno minimamente idea di come funzioni, proprio per far fronte a queste chiusure di uffici postali. Sono 15 gli uffici postali della Marca coinvolti nel ridimensionamento di servizi previsto dal 16 dicembre scorso in Veneto da Poste Italiane, con Spresiano e Vittorio Veneto che hanno tagliato l'apertura pomeridiana. Un piano che ha imposto la chiusura definitiva di altri uffici in Veneto e che nel tempo, secondo Adico, ha allargato la platea di chi ha trasferito sul cellulare molti servizi prima appannaggio dei servizi postali. E così molte persone senza alcuna alfabetizzazione digitale sono diventate vittime facili dei truffatori. Il report 2024 della Polizia Postale parla chiaro: in Veneto sono state denunciate per crimini finanziari online 190 persone, oltre 23.000 le segnalazioni. Siamo a 23.896 segnalazioni acquisite dalla Polizia Postale, quindi un 28,9% delle complessive segnalazioni. Rispetto all'anno precedente abbiamo un aumento del 15%, quindi è un dato importante, e si registra un aumento del 32% delle somme sottratte. Somme che quasi mai tornano nelle mani delle vittime di truffe, finendo in conti correnti spostati o reinvestite. Il boom delle truffe nel 2024, non solo INPS, banche o Agenzia delle Entrate, anche il nome di Adico o dello sportello del consumatore è stato usato come cavallo di Troia per impossessarsi di password o credenziali d'accesso. Riscontriamo tantissime richieste di aiuto di persone che dicono di ricevere una comunicazione da parte di Adico che informa il cliente che questa convenzione non è più attiva, quindi anche noi stiamo diventando vittime di questa truffa. Ufficio Adico che solo nell'ultimo anno ha gestito 500 pratiche per bollette pazze, oltre 40 pratiche aperte in 3 settimane con una media di 6 al giorno per un importo totale di poco inferiore ai 100.000 euro. Le proposte sono le più assurde e chi non ha gli strumenti è ovvio che diventa una facile preda. Lo sconforto del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, accusato di corruzione, l'hanno intervistato i colleghi del Corriere del Veneto, diretto da Alessandro Russello. Sentiamo cosa ha detto. Ho letto dell'atto che hanno proprio depositato, che hanno scritto loro stessi che non c'entra niente con tutte le questioni legate a Boraso, eccetera, perché non c'è la palude, il comune è sano, il comune resta sano, i dirigenti sono tutti da difendere, cioè, questo è il dato di fatto. E poi che la magistratura funzioni, sì, è il loro dovere, devono farlo, grande rispetto. Sui procuratori speriamo non abbiano preso un granchio, cioè io non riesco a capire l'affidabilità. Può darsi che mi sfugga qualcosa, che ci sia cose che io non so, adesso vedremo martedì. Cioè, Santa Tagana è un metodo dello spettatore, però se li capito, guarda, la cosa incredibile non è solo il dolore però come posso spiegarti, che ti succeda una roba del genere, cioè, io non so, ti accusano di aver preso un piatto, fai il cameriere, tu hai portato via la forchetta, tu sei innocente, è una cosa che fai fatica a spiegare, è un percorso, e ho pensato che è un percorso che fosse qualcuno, ovviamente più alto di me, decide che io devo fare, non lo capisco, avrà un suo disegno, accetto e lo seguirò. Cioè, non c'è stata una forzatura sulla vendita? Allora, questo era il sindaco Brugnaro, intervista del Corriere del Veneto. Andiamo adesso in diretta da Ilaria Marchiori a Mestre, che è in compagnia dell'assessore Simone Venturini. A te, Ilaria.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Visto che abbiamo appena sentito le parole del sindaco Brugnaro, ricordiamo che appunto l'inchiesta Palude adesso si è chiusa, ma la giunta lavora, continua ad andare avanti, una giunta, la maggioranza che si è sempre dimostrata unita da subito, dallo scorso 16 luglio, da quando è scoppiato il caos in Laguna, e che ha sempre detto: noi lavoriamo, noi andiamo avanti. E tra l'altro assessore Venturini con anche carte alla mano per quanto riguarda appunto la questione Pilli Papadopoli. Sì, intanto c'è un principio da difendere, che non stiamo difendendo Luigi Brugnaro, stiamo difendendo il principio liberale che caratterizza ogni Stato democratico, che uno non è colpevole solo perché ha ricevuto un avviso di garanzia. Per fortuna il nostro paese prevede che ci sia un'accusa che fa le sue appunto accuse, una difesa e un giudice che ascolta entrambe e poi decide. Questo si chiama contraddittorio. Fino ad oggi abbiamo sentito solo la parte dell'accusa e di una trasmissione televisiva del servizio pubblico che ha puntato il sindaco evidentemente, e un po' di opposizione in comune, ma manca tutta la parte della difesa, che adesso nel procedimento e nel processo avrà occasione di raccontare le sue ragioni e il giudice deciderà. Nel nostro paese non basta un'accusa a far cadere una persona o rovinargli la vita o a condannarlo in via definitiva, servono appunto tutte le garanzie costituzionali che sono attribuite. Non è la prima volta poi che nel nostro paese una persona con ruolo politico viene indagato e anche rinviato a processo e poi si scopre dopo qualche anno che era innocente. Nel frattempo vita rovinata, carriera distrutta e amministrazione in cui era coinvolto demolita. Questo è sbagliatissimo, quindi il sindaco, non per lui ma per difendere questo principio, deve andare avanti e la giunta va avanti con lui per l'ultimo anno di amministrazione, per chiudere le cose aperte, forti anche del fatto che di Pilli in giunta non se ne è mai parlato, e del Papadopoli c'era una perizia di stima fatta dopo 2 gare andate deserte, e questa perizia di stima l'hanno fatta gli uffici, nessuno si mette a sindacare le perizie di stima, men che meno la parte politica, viene presa e viene messa a gara con quella perizia di stima. Se il prezzo è troppo basso il mercato avrà dei rilanci, se il prezzo invece è giusto o troppo alto non arriverà nessuna offerta, non ne arriveranno pochissime. Quindi da questo punto di vista questa è la procedura, non ci sono state altre cose. Dopodiché, ripeto, il processo e la difesa e l'accusa si confronteranno e emergerà la verità processuale. Ad oggi abbiamo sentito solo la parte delle tesi accusatorie, che sono sacrosante, che sono giuste, che massimo rispetto, però sono una parte del racconto che deve essere accompagnata dall'altra parte del racconto e poi da una sentenza di primo grado ed eventualmente di secondo grado. Nel frattempo il buon senso suggerirebbe di non utilizzare una vicenda giudiziaria, tra l'altro dai contorni anche abbastanza chiari, che riguarda questi 2 fatti, tra l'altro veramente staccata completamente dall'altra vicenda, e non è corretto che si usi questo strumento per cavalcare in qualche modo il malcontento di chissà chi e rovesciare l'amministrazione comunale con lo scopo di tornare al potere e riprendersi la città. È antidemocratico, lo fanno a livello locale con Brugnaro, la sinistra lo fa a livello nazionale con la Meloni, utilizzando il sistema di questi avvisi di indagine sulla questione Al Masri, e davvero è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è contro proprio i principi liberali di un sistema democratico. Assessore, lei ha detto la giunta va avanti, abbiamo ancora molte cose da fare, c'è un altro anno di amministrazione, tra queste cose da fare anche quella di fronteggiare l'emergenza abitativa. L'appello al Comune è arrivato qualche giorno fa proprio dal quartiere Pertini. Sì, il Comune in questi anni ha avviato un piano casa che prevede numerosi investimenti. Negli ultimi 3 anni abbiamo restaurato quasi 800 case, le abbiamo assegnate ai cittadini veneziani con bandi ERP e social housing. Lo stesso continuiamo a fare, sono oggi in corso 300 restauri in 300 appartamenti del Comune che verranno assegnati tramite bando, ce n'è uno in corso per quanto riguarda le isole, uscirà un bando a breve per quanto riguarda la terraferma e un bando per il centro storico, e poi sul quartiere Pertini in particolare c'è un'attenzione particolare anche grazie al lavoro di confronto fatto con i cittadini che lì vivono e lì abitano. Abbiamo fatto un'operazione di recupero energetico per mezzo quartiere utilizzando anche il 110, abbiamo restaurato
molte case, e nei prossime settimane partiranno cantieri su una settantina di appartamenti comunali, più 10, quindi 80 in totale, che quest'anno saranno oggetto di restauro per essere assegnati. C'è poi un'attenzione particolare per evitare le occupazioni di immobili, grazie anche al continuo contatto con i cittadini che ci segnalano. Noi riusciamo a intervenire per tempo, nonostante le complessità della legge che rende molto difficile evidentemente sgomberare un appartamento in tempi civili, e questo è un tema che riguarda anche la scarsità di case sul mercato degli affitti, perché un privato ci pensa 2 volte prima di affittare una casa, sapendo che poi rischia di non vedersela più riconsegnata a fine contratto o in caso di morosità. E dall'altra parte è nostro interesse anche sottolineare il fatto che è sbagliato dare giustificazione a chi occupa case. Vediamo anche in televisione nazionale esponenti di partiti molto, molto importanti che vanno in televisione e raccontano perché è giusto occupare le case e perché è giustificabile. Ecco, credo che sia davvero una cosa sbagliatissima, ed è sbagliatissimo far passare questo messaggio, e quindi spero che anche la sinistra a livello locale prenda posizione e non segua le posizioni di altri suoi europarlamentari che invece giustificano o anzi incoraggiano questo tipo di fenomeno. Direttore, la carne al fuoco in città è tanta, non so se ci siano 30 secondi per poter parlare del carnevale. È stato avviato venerdì scorso, però questa è stata la prima domenica di carnevale, una domenica bella piena con le calli intasate a Venezia. Se abbiamo 30 secondi facciamo replicare l'assessore, altrimenti ci salutiamo. Prego, fai pure, Ilaria. Allora, dicevamo, è iniziato il carnevale il 14 febbraio, zone rosse disposte dal prefetto con mobilitazione delle forze dell'ordine, però abbiamo visto una prima domenica di carnevale con le calli intasatissime. Soprattutto le strade che portano a Rialto e San Marco, come spesso accade nel primo giorno di carnevale, in cui c'è il sole, specie se il carnevale inizia a metà febbraio e non a fine gennaio come in altre annualità. Quindi sicuramente molta partecipazione, molta attenzione al corteo che si è concluso a Rialto con l'esplosione della Pantegana, e sicuramente molto molto interesse a partecipare a questo tipo di manifestazione. Dall'altro lato, ovviamente, chi abita in città vorrebbe un po' meno concentrazioni in quei posti. Per questo abbiamo introdotto l'anno scorso il contributo d'accesso in estate, quest'anno raddoppiamo i giorni e siamo ben disponibili anche a valutare, una volta finita questa sperimentazione, un'estensione di questa misura. Però ci vorrebbe anche l'onestà intellettuale di chi ha criticato questa misura, ha messo in scena manifestazioni contro questa misura, ha fatto ricorsi alle più alte corti del mondo contro questa misura, e allo stesso tempo oggi chiede di estenderla anche a carnevale. Quindi delle due l'una: o questa misura non la volete, o questa misura ha senso invece sperimentarla, e se funziona anche estenderla anche a carnevale nei momenti in cui c'è più afflusso. Rivendichiamo poi la scelta fatta qualche anno fa di evitare alcuni eventi che erano eventi così e ancora più impattanti, ad esempio il volo dell'Angelo. Nessuno si ricorda più, perché poi passano gli anni, che prima del Covid il volo dell'Angelo bloccava mezza città per mezza giornata. Ce lo ricordiamo bene. Quindi anche la scelta fatta di avere un carnevale più diffuso, con un focus sull'arsenale su prenotazione e tanti eventi sparpagliati in città di qualità per le famiglie e per i bambini, è una scelta che rivendichiamo. Certo è che il primo giorno di carnevale, da che mondo è mondo, c'è gente a Venezia. Chiaro che lo strumento del contributo d'accesso potrebbe avere un senso una volta sperimentato e testato. Ha senso soprattutto se poi c'è una condivisione di questo strumento. Non ogni volta che vogliamo farlo arrivano poi tutti i contrari a fare manifestazioni contro, a smontarci i tornelli, perché altrimenti non avrebbe senso. Grazie assessori, ricordiamo è stato importantissimo anche il lavoro delle forze dell'ordine con l'arresto anche di alcune borseggiatrici. Poi qui ci sarebbe un altro fronte da aprire, perché appunto poi noi le prendiamo, poi molto spesso tornano su strada in tempo reale, e quindi servirebbe anche una revisione dell'impianto nazionale su normative e procedure per far sì che una presa a borseggiare una persona, che sia incinta, che sia minorenne, che sia di un altro paese, non è possibile che torni a fare lo stesso mestiere dopo 2 ore. Ecco, quindi l'ennesimo appello al governo, che arriva ancora una volta anche dall'amministrazione comunale. Grazie all'assessore Venturini, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiore e Simone Merlo per la parte
tecnica e torniamo sull'inchiesta Palude, perché ieri è andata in onda una puntata di Report, ci sono state reazioni varie. Il sindaco Brugnaro non ha nessuna intenzione di dimettersi e di dare retta alle richieste da parte della minoranza. Vediamo. Io non ho fatto niente, insisto su questo, sono innocente, pensa cosa sono, comunque di là 63 anni. Auguro a tutti, davvero a tutti, anche i peggiori, che non vi trovate in questa situazione, che non vi troviate mai. Il giorno dopo la chiusura delle indagini e la conferma dell'ipotesi di corruzione, il sindaco di Venezia al contrattacco, accuse ingiuste e infamanti. Non mi arrendo, sono innocente, ve lo giuro, dice, specificando altresì: martedì finalmente vedrò quali sono le prove che portano a queste accuse. Lo giuro, cioè, credimi sul cuore, è un dolore talmente grande che faccio fatica, è che sono forte nella mia fiducia, nella mia fede, io sono davvero fiducioso sulla magistratura. Ma l'opposizione in coro si riunisce al grido di dimissioni. Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto, in attesa di capire quale sarà l'iter giudiziario, ribadisce come Venezia non possa permettersi un'amministrazione il cui vertice sarà inevitabilmente concentrato sulla propria difesa legale anziché sulle reali esigenze della città. I cittadini meritano trasparenza, responsabilità e un governo pienamente dedicato al bene comune, così testualmente nella nota inviata alla nostra redazione. Luana Zanella, veneziana, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera, chiede il sindaco Brugnaro faccia un passo indietro, lasci la sua carica, non può proseguire, dice, mentre pendono accuse di corruzione. Michele Boato, consigliere di Alleanza Bene Comune, dal presidio ai piedi del municipio di Mestre, incalza. Siamo qui perché ricordiamo a Brugnaro che deve dare le dimissioni, che non possiamo avere un comune, un'amministrazione non solo indagata ma a questo punto rinviata a giudizio, quindi vuol dire che i giudici per 6 mesi, anzi 8 mesi ultimamente, ma anche prima, hanno valutato tutte le prove. Servizio di Anna Maria Parisi. Adesso andiamo alla rivolta di Val Brenta contro la centralina idroelettrica a San Gaetano. Chi non vuole la centralina ricorda anche che la Regione nel 2017 si era impegnata a tutelare il Brenta e gli sport fluviali. Centralina idroelettrica in località San Gaetano di Val Brenta. Si stanno moltiplicando in maniera esponenziale le voci di protesta contro l'opera che potrebbe sorgere sul fiume Brenta, nel punto in cui si trova una naturale palestra unica in Italia per gli sport fluviali. A supporto di questa contrarietà anche la stessa Regione, che ancora nel Consiglio del 21/12/2017 si impegnò a limitare le autorizzazioni di impianti al fine di tutelare l'esercizio della pesca e della pratica degli sport fluviali, approvando un ordine del giorno presentato tra gli altri anche dall'attuale sindaco di Bassano Nicola Finco, allora consigliere regionale del Carroccio. Un documento che non può e non deve essere ignorato, perché sarebbe la fine di un tratto importante del fiume che ha visto allenarsi i campioni mondiali, olimpici della canoa, le tante medaglie d'oro italiane che si sono contraddistinte anche nelle ultime Olimpiadi Parigi 2024. Il timore è che il sito possa essere completamente distrutto dall'impianto, nonostante si parli di una struttura di piccole dimensioni che però avrebbe ripercussioni devastanti. Una battaglia che Rete Veneta sta appoggiando, perché non è ammissibile che l'interesse di un privato vada a minare quell'equilibrio che si è venuto a creare negli anni sul fiume. Come hanno ricordato il sindaco di Val Brenta Luca Ferrazzoli, l'ex canoista Ivan Pontarollo e ancora Daniele Molbenti, oro all'Olimpiade di Londra 2012, che proprio sul nostro Brenta si allenò e continua ad allenare la nazionale. E la lista delle persone contrarie a questo sfregio al fiume Brenta e a tutte quelle attività sportive di enorme valenza sociale è destinata ad allungarsi. Servizio di Vanessa Banzato. A Bassano del Grappa scoppia una polemica dopo l'altra. L'ultima in ordine di tempo è quella sul cablaggio, sulle fibre ottiche. Vediamo. Di certo qualcuno si ricorderà di questo suono che introduceva ogni connessione di qualche anno fa.
Ecco, saranno passate anche ere geologiche per quanto riguarda la velocità della rete, ma per chi vive a San Michele la musica è più o meno quella. Già perché il centro di Bassano del Grappa e l'area che volge a Romano e Cassola sembrano poter vantare una copertura di tutto rispetto sul versante della fibra e della DSL, con una rete che anche sul sito ufficiale della GCOM risulta piuttosto capillare. La musica, dicevamo, cambia quando si va nei quartieri e cambia pure il colore delle connessioni. Da verde si passa a un preoccupante rosso e poi addirittura al grigio. Vuol dire, guardando la leggenda, che la potenza e la velocità diminuiscono. Dal futuro, insomma, all'età della pietra, e di questi tempi sono dettagli che fanno la differenza per chi lavora, per chi produce e pure per l'appetibilità delle zone residenziali. Se n'era parlato ancora all'inizio dell'era Pavan, quando pareva che i lavori per il completamento della rete dovessero andare in porto entro il 2021. Poi, visto quel che è successo in quegli anni, la data sul calendario è stata spostata al 2023. Ma nel 2025, con l'aggiornamento delle mappe dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si vede benissimo che la scadenza è stata ampiamente superata. E quindi è plausibile pensare che San Michele, assieme ad altri quartieri digitalmente abbandonati, si prepari a tornare alla carica per avere una rete degna di questo nome, in un periodo in cui l'estensione della fibra è ormai capillare anche in zone meno servite rispetto a Bassano. Servizio di Ferdinando Garavello. Restiamo a Bassano perché da più di un anno hanno chiesto di avere il posto auto per disabili a cui hanno diritto, ma ancora nulla si è sbloccato. Vittorio e Raffaella così hanno chiesto aiuto alla nostra emittente. Risalgono agli anni 50 le case Ater di via Scalabrini. Tra il civico 25 e il civico 29 ci sono 3 palazzine in cui abitano 8 famiglie. Ciascuna ha diritto ad un unico posto auto. Il signor Vittorio, che vive qui fin da bambino e da anni soffre di epilessia, ha necessità di avere accesso rapido e libero alla vettura per motivi sanitari. Abbiamo richiesto all'Ater per legge la possibilità di avere questo posto macchina che dovevamo ottenerlo. Dalla richiesta per iscritto prima al comune e poi all'Ater è passato ormai più di un anno. Hanno mandato una raccomandata a tutti i condomini, avevano 10 giorni di tempo per fare opposizione. Nessuno ha fatto opposizione, tenendo presente che anche se facessero opposizione la sentenza dei giudici di Roma prevede che anche in caso di opposizione prevale il principio di solidarietà che dà sempre ragione al disabile. Per tutelarsi, Vittorio e Raffaella, entrambi col regolare certificato di disabilità esposto sul cruscotto, si sono arrangiati nel tracciare a terra delle linee gialle che contraddistinguono il loro spazio, apponendo un cartello provvisorio con delle catenelle. Il comune non può intervenire in quanto il cortile adibito al parcheggio appartiene all'Ater, è di proprietà dell'Ater e deve intervenire solo l'Ater, dare la disposizione solo l'Ater. E quindi voi chiedete di accelerare i tempi? Intendiamo, visto che è trascorso più di un anno, di accelerare i tempi. Adesso andiamo in diretta da Vanessa Banzato e da Alessandro Costacurta per la parte tecnica a Romano Dezzelino perché tutto è pronto per il Carnevale di Fellette. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Tutto è pronto infatti per la 57esima edizione del Carnevale dei ragazzi di Fellette che si svolgerà proprio domenica prossima. Con me il sindaco di Romano Dezzelino Simone Bontorin. Insomma c'è sempre tanta emozione e poi pensare che siamo arrivati alla 57esima edizione. Buongiorno a tutti, è finalmente arrivato il momento del Carnevale qui a Fellette di Romano. Alle mie spalle vedete una parte del direttivo, dei volontari che rendono possibile questa cosa da quasi 60 anni. È una manifestazione partita da garage di casa per intrattenere le contrade e le vie del paese della frazione di Fellette e adesso è diventata una manifestazione molto importante che coinvolge 10 carri dalla provincia di Vicenza e anche dalla provincia di Padova.
dalla provincia di Vicenza, dall'Alta Padovana, abbiamo visto che arrivano da Schiavon, arrivano da Riese Pio X, insomma c'è davvero un importante comprensorio che si concentrerà proprio qui domenica. Diamo qualche dato relativo anche al numero di maschere che sfileranno. Si parla di 10 carri, di 5 gruppi mascherati, di quasi 1200 sfilanti, quindi persone in maschera che faranno da contorno e animeranno tutta la manifestazione lungo tutto il percorso di quasi 2 chilometri, ma soprattutto avremo una forza di circa 200 persone tra volontari e addetti alla sicurezza che renderanno questa manifestazione sicura per tutti coloro che vorranno partecipare. Ecco, direttore, dovreste avere anche delle immagini che ripropongono i carnevali delle precedenti edizioni, ma c'è una cosa particolare perché quest'anno i carri saranno preceduti dai bambini delle scuole materne. Sì, tra i gruppi mascherati infatti negli ultimi anni si è sviluppata questa tendenza da parte dei gruppi genitori di formare dei gruppi mascherati. Negli anni scorsi abbiamo visto una grandissima partecipazione da parte soprattutto di famiglie e bambini. Quest'anno è quasi esclusivamente composta da gruppi mascherati di scuole d'infanzia o da genitori che erano in scuola d'infanzia, e di conseguenza è anche un tratto distintivo di quello che sarà un momento di festa che è ritornato a essere nuovamente quello che era la festa dei ragazzi e dei bambini. Qualche dato tecnico perché tutto l'anello sarà chiuso al traffico delle auto, al traffico veicolare dalle 13:30 di domenica. La sfilata inizierà attorno alle 14:30 e poi c'è da dire si attendono letteralmente migliaia di persone. Noi siamo sempre molto prudenti con i numeri, ci attrezziamo per ospitarne veramente tante. Nell'ultima edizione hanno partecipato più di 5.000 persone e di conseguenza, essendo un circuito aperto, non c'è nemmeno il problema di garantire tutta quella che è l'affluenza ad una piazza, ad un posto centrale. Di conseguenza, proprio per questo motivo, già a partire dagli incroci principali, almeno a 500 metri della manifestazione, per chi vuole partecipare ci saranno le indicazioni ai parcheggi, ai punti di interesse. Per chi invece transita nel nostro territorio ci saranno delle deviazioni apposite, ma soprattutto per chi arriva nella manifestazione tutto sarà in sicurezza e tutto sarà molto ben indicato. E lei sta tenendo in mano, proprio in conclusione, uno dei premi. Sì, questo è il premio che è stato sviluppato per quest'anno, Meneghino. Nelle precedenti edizioni, questo è il 6° premio se non ricordo male, che ha la stessa identica tratto stilistico degli altri anni, conclude un percorso di questi 6 anni e di conseguenza è anche un modo per rendere omaggio alle maschere tradizionali e per far sì che tutti ricordino che il carnevale è sì un momento di festa, è sì un momento di spensieratezza, ma è un qualcosa che affonda le radici in una storia passata molto importante e che proprio per questo va tutelato, va fatto diventare veramente un tratto che ci accompagna in questo mese, prima del momento della Quaresima, ma soprattutto che fa diventare tutti uguali. Insomma, direttore, hai sentito, c'è una grande anche proprio partecipazione a livello proprio anche emotivo, anche degli amministratori, anche di tutte le persone come tutti i soci dell'associazione, del gruppo che sta portando avanti il carnevale da oltre 50 anni, quasi 60, 57 per l'esattezza, e quindi insomma grande attesa per questa domenica 23 febbraio dalle 14:30 qui a Fellette di Romano Dezzelino. E da Romano è tutto, ti ricevo la linea. Grazie molte Vanessa Banzato e ovviamente al sindaco Bontorin. Adesso vediamo il turismo a gonfie vele sull'altopiano che è stato preso d'assalto. Fiocca la neve e fioccano i turisti. Le precipitazioni delle scorse ore, la bella giornata di sole e la coincidenza col fine settimana hanno fatto salire in altopiano tantissime persone. Asiago è stata presa d'assalto, così come le piste da sci, sia da fondo che da discesa. Grazie alla nevicata di ieri, del tutto inaspettata, e anche grazie alla rassegna piromusicale Asiago Fiocchi di Luce, sono giunti sull'altopiano migliaia di turisti a godere della bellezza del nostro paesaggio innevato. Questa neve e soprattutto anche l'aiuto delle basse temperature ci permetterà di garantire un innevamento anche per i prossimi giorni, completando appieno una stagione invernale che tutto sommato si è presentata anche molto positiva, soprattutto per quanto riguarda il periodo natalizio. La parte finale dell'inverno ha dunque ripreso il suo aspetto più naturale e consueto, con un paesaggio degno della stagione fredda. Dal Monte Verena alle piste del Caberlaba, dal rifugio Campolongo a Malga Campomulo è stato allora spontaneo
spontaneo e benvenuto il ritorno degli appassionati della neve. Noi abbiamo impostato una programmazione che è in grado di soddisfare tutte le età e abbiamo avuto una forte crescita negli ultimi anni, segno evidente che in questi 5 anni vi è stato un lavoro molto corposo che ha portato il 42% in più. Sindaco Rigoni esterna nel servizio di Mirko Cavallina. Andiamo in pubblicità un paio di minuti, torniamo subito, state con noi. Moria di piccioni a Bassano del Grappa, sentiamo la nostra redazione. È tuttora senza risposta quello che a tutti gli effetti sembra essere proprio un mistero. Siamo a Tezze sul Brenta, lungo via Villa e via Iolanda, è la strada che collega Tezze con Stroppari e come avete visto sono tanti i piccioni che sono stati investiti dalle automobili. Un episodio che ha suscitato la curiosità e anche la preoccupazione dei residenti a partire dalla giornata di domenica, dove sono state tante le segnalazioni arrivate sui social per la massiccia presenza di piccioni morti. Noi abbiamo raccolto le dichiarazioni del primo cittadino di Tezze sul Brenta che ha già mosso tutto quello che è l'apparato di controllo e vigilanza del comune. Non si segnalano anomalie, non si segnalano problemi alle 2 stazioni di mangime anticoncezionale presenti nel territorio, dunque questa moria di piccioni tuttora non ha una spiegazione chiara. In questo momento il grano che viene messo in queste stazioni non è ancora quello sterilizzante. Io questa mattina ho mandato l'ufficio a controllare, hanno guardato all'interno, non ci sono segni di contaminazione, era tutto quanto a posto, il grano ce n'era anche parecchio per terra e quindi in una delle 2 stazioni probabilmente i piccioni vanno poco, nell'altra invece probabilmente è molto utilizzata, insomma, ecco. Però non abbiamo trovato segni particolari, nessun piccione morto nelle vicinanze. Anch'io sono passato ieri pomeriggio lungo la strada di via Villa e ho visto delle piume per terra. Cosa dire? Potrebbero essere sicuramente morti di causa naturale, perché i piccioni hanno una vita di circa 2 anni e quindi è naturale che magari se vanno in queste postazioni a mangiare, invece poi di andare a morire nei campi, muoiono nelle vicinanze di queste postazioni. Non ci sono comunque segnali di preoccupazione, di allarme, come detto lei e insomma la struttura del comune ha già svolto i necessari accertamenti. A lei sono arrivate segnalazioni, Sindaco? No, a me non sono arrivate segnalazioni se non quelle che ho letto su Facebook e comunque tutti i controlli che questa mattina ho fatto fare mi hanno tranquillizzato, insomma non ci sono particolari situazioni da creare allarme. E dai piccioni ai gatti, perché parliamo della storia di Billy, ci dice tutto il nostro inviato Christian Arboit. A te Christian. Direttore, oggi dovevamo raccontarla questa storia perché è una storia veramente sbalorditiva. Io sono sbalordito in questo momento perché ti sto per presentare Onorato Tocchet, pensionato 65enne di Conegliano, con Billy, l'inseparabile Billy, il gatto che praticamente gli staziona sempre in spalla, perché voi siete ormai una cosa sola. Billy sta sempre con lei. Certo. Billy è sempre in spalla con me, andiamo in bicicletta, in macchina, dappertutto, andiamo per i negozi, lui è sempre presente, andiamo anche in banca e lui ha la sua sedia. Sì, voglio dire, è un gatto speciale come hanno scritto, ma speciale anche per diversi motivi, che nel bosco lui mi porta fuori, se c'è un pericolo lui mi avverte, si ferma, mi guarda
e io capisco cos'è. Ecco perché Billy, che lo vedete appunto molto tranquillo, molto placido, quando è in un bosco si trasforma. Sì, praticamente lui si sente come mi difende praticamente. È stato che l'altro giorno si è fermato, si è bloccato. Io dico, cos'è Billy? Poi un po' e si è fermato, mi ha guardato e sono passati i cacciatori. È una cosa insolita. Poi all'uscita del bosco lui non è che vada via, si ferma, mi guarda e aspetta l'ordine, avanti e indietro. Anche perché c'è da dire che il vostro primo incontro è stato proprio in un bosco, perché Billy è un trovatello. Sì, infatti è un trovatello che ci ha seguito, io e una mia amica, che io proprio, Billy non lo volevo, io gatti non è che non mi piacciono, mi erano indifferenti. Quindi lei fino a 4 anni fa di gatti, insomma, non ne voleva sentire parlare, o perlomeno non li aveva mai presi nemmeno in considerazione. Ecco, esatto, però poi il pomeriggio sono ritornato verso sera, lì c'era che tante persone che aspettavano, perché io avevo gridato che lui era andato su per la collina. Sì, era in alto, che non sapevo se c'era ancora, e poi è sceso, è andato, ha dribblato tutte queste persone, ha girato attorno alle mie gambe, è salito in macchina e lì è iniziato l'amore con Billy. Perché di fatto, quindi lei ha visto questo gattino di 4 mesi una prima volta con una sua amica nel bosco e poi appunto vi siete detti, una volta rientrati in casa, ritorniamo a prenderci di questi gattini Ho detto, guardi, se qui questa sera nel tardo pomeriggio lo vengo a prendere, se c'è lo vengo a prendere, lo porto a casa. Ma io arrivando al Billy che non c'era, allora ho guardato insieme alla collina, ho dato una fischiata e il primo nome che mi è venuto in mente è stato Billy. Dopo un po' le ho detto alla gente che era lì che che mi guardava, che mi pensavano che fosse pazzo. Fra mezz'ora qualcosa scende dalla collina. Dopo mezz'ora si è mosso l'erba e si è visto scendere 2 gattini. Io non l'ho chiamato. Ha passato tutte le persone che erano in fila all'uscita del bosco e li ha dribbellate tutte. È arrivato vicino a me, mi ha girato attorno alle caviglie, io sono andato verso la macchina, ho aperto la macchina ed è salito. E così. Quindi è stato Billy a scegliere lei? Penso di sì, è stato lui, perché se si fermava in altre persone io andavo via. Però c'erano state una ventina di persone, le ha superate tutte, è arrivato a me, mi ha girato con le gambe come che sapesse che io dovevo portarlo via. Incredibile, poi lei lo ha portato a casa, gli ha fatto la doccia, lo ha coccolato, avete dormito insieme, lo ha tenuto stretto e poi la mattina lo ha portato dal veterinario e da lì insomma... È partito, l'ho messo in bicicletta e vede adesso sa cosa perché mi augura, perché che vuole aggirare, non vuole stare fermo, è stanco. Comunque diciamo è un gattino eccezionale. Sì. Ma quando è che ha cominciato a salirle in spalla? Poi la mattina ho telefonato al veterinario e mi ha detto sì va bene, vieni subito. Io essendo non abituato con gatti, l'ho preso il gatto, l'ho messo in spalla e sono partito ancora piccolo. E lì al fondo c'erano discese, ma lui si teneva duro e così siamo partiti, insomma siamo arrivati al veterinario e mi ha detto guardi questo qui è un gattino, è un bel gattino, un gattino particolare, in effetti si è visto. È un gatto speciale, ma senta, quanto pesa? Perché insomma star tutto il giorno con un gatto... 5 kg qualcosa, ora tanto che non lo peso comunque... Sì, io vado in giro per tutto, insomma, o in bici o a piedi o in macchina, che poi lui a casa ha un boschetto di lungo 3 metri con palme, tronchi, cortecce, e poi lui anche angolo solarium, così. Ma in una giornata di 24 ore, quante ore in spalla? Ora, a casa tante volte io faccio i mestieri di casa con Billy in spalla anche. Poi lui ha il suo boschetto, va sul boschetto, poi il pomeriggio usciamo, andiamo per i boschi. Inseparabili davvero. La sua vita senza Billy a questo punto non è inimmaginabile. Sì, poi anche nel castello di Susegana lui mi fa tutta la moretta e lì lui è libero. E mi viene dietro come un cagnolino, insomma. Billy è fantastico. Allora direttore, ci sembrava giusto raccontare questa storia nel giorno della festa del gatto. Grazie davvero onorato Tocchette e grazie a Billy a questo punto. Con Nicoletta Rizzetto da Conegliano ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Cristian Arboi e Nicoletta Rizzetto. Pensate a fare un TG con il gatto in spalle, faremo grandi
grandi ascolti. Allora, adesso passiamo dai gatti, dagli etologi, perché ci sono gli etologi che studiano gli animali e poi ci sono i medici psichiatri che studiano la mente spesso malata degli uomini. Ringrazio e saluto il dottor Roberto Lezzi, medico psichiatra, che è ospite di questa puntata, direttore del Dipartimento Salute dell'Eugania, quindi un primario. Grazie per essere qui, dottore. L'occasione è un libro, dopo il romanzo Oltre, il romanzo Mente. È un romanzo questo, no? Un romanzo, come il primo. Ecco, dal punto di vista, diciamo, clinico, quali sono gli elementi di questo romanzo? Diciamo che sono due aspetti indipendenti, no? La mia professione di psichiatra e quella di scrittore, che origina, diciamo, anche prima rispetto a quando ho cominciato a studiare medicina, ma che ha avuto poi i suoi percorsi e i suoi esiti più recentemente, ecco, diciamo così. Oltre l'ho pubblicato nel 2018, ma è un romanzo di 10 anni prima, e poi quest'altro che si chiama Mente. Allora, per quanto, come dire, le vie siano diverse, però ovviamente il comune denominatore che mi ha portato a fare lo psichiatra e lo psicoterapeuta e lo scrittore, diciamo, il comune denominatore è rappresentato da quello che è un interesse per gli aspetti della coscienza, della responsabilità personale, della volontà, del sé, ecco, dell'identità, diciamo così, e della relazione, di come questi si giocano all'interno della relazione fra gli esseri umani, soprattutto la relazione amorosa, le relazioni sentimentali, sostanzialmente, da una parte. Dall'altra la dimensione del rapporto fra il bene e il male, inteso sia come aspetti, chiamiamoli trascendenti, cioè nell'ipotesi che ci sia qualcosa di assoluto che chiamiamo il bene e il male, ma anche il bene e il male dentro di noi. Certo. E come sia necessario per poter, tra virgolette, compiere il bene, avere consapevolezza del proprio male, sostanzialmente. Allora lì questo richiama alcuni aspetti della mia professione, no? Laddove la non conoscenza di sé porta ad agire aspetti, nella realtà, che sono sconosciuti alla persona stessa. Ecco, i protagonisti di questo romanzo in qualche modo riflettono queste... Sì, riflettono, perché io ho voluto rappresentare due aspetti contraddittori. Da una parte dei personaggi che, pur avendo, diciamo, avuto i loro problemi, vivono nella dimensione del male, del crimine, ad esempio, no? La via più facile. E anche una modalità di identificarsi, di trovare identità attraverso l'uso anche della violenza o comunque del potere. Dall'altra il fatto che attraverso la relazione affettiva, sono tre personaggi, attraverso la relazione affettiva invece si allontanano da questo e apprendono a prendersi cura dell'altro, laddove però appunto la dimensione della relazione con l'altro non è usare l'altra persona come diciamo, oggetto di soddisfacimento dei bisogni, ma è un prendersi cura dell'altro. È ecco, vivere nel rapporto con l'altro una sorta di specchio in cui tu prendi conoscenza di aspetti tuoi costruttivi, positivi, creativi, ma al tempo stesso riconosci e accogli l'altro, non lo usi sostanzialmente. Non è cosa, non è una cosa, perché se lo fosse allora entriamo nell'ottica di utilizzare le relazioni in un'ottica di potere, in una dimensione di utilizzo dell'altro per i propri soddisfacimenti. Questo spesso è alla base quando noi facendo cronaca purtroppo dobbiamo dar conto di femminicidi, di maltrattamenti, di violenza nei confronti delle donne, se ne parla spesso proprio a ritenere l'altro o l'altra un oggetto, no? Qualcosa che si possiede, una proprietà, e quindi... però non è riduttivo dire appunto che alla base dei femminicidi in particolare c'è soprattutto la reazione di chi non immagina nemmeno l'idea di poter essere abbandonato dalla moglie, dalla donna con cui vive, e per cui poi la infierisce su di lei. Non è un po' riduttivo? C'è dell'altro probabilmente, no? Ma no, io non penso che sia riduttivo, a meno che chiaramente non ci si limiti a questo. Cioè, chiaramente dovremmo andare sempre a chiederci nello specifico di quella persona e più in generale nelle persone quanto il considerare l'altro un oggetto, una proprietà, abbia a che fare con aspetti come aspetti costituenti la propria personalità sostanzialmente, come un aspetto della propria storia.
Sarebbe riduttivo dire, come invece si sente spesso dire, sicuramente questo è matto, questo ha una malattia mentale. È comodo dire una malattia mentale, certo. Un'entità aliena, qualcosa che possiede la persona, che ti toglie la responsabilità, che ti toglie l'essere un soggetto che quindi deve confrontarsi con le cose, con il lutto, con le frustrazioni, con la sofferenza, ed è lì, in questa incapacità psicologica non legata a malattie, che può essere compreso il soggetto, l'individuo, e anche la sua incapacità di tollerare la differenza che l'altro ti pone, gli interrogativi che il rapporto con l'altro ti pone, anche il lutto, la separazione. Ricordiamoci poi che noi veniamo da una cultura che prevede una rigidità nei rapporti affettivi, no? Che vanno a costituire quindi dei modelli sociali e familiari. Ricordiamoci che fino agli anni 70 era presente anche il diritto d'onore, no? Certo. Quindi era addirittura legittimato l'utilizzo della violenza per salvare il proprio onore, che derivava sostanzialmente da rotture sentimentali o da tradimenti di carattere sentimentale, sostanzialmente. Quindi non è che queste cose nascono oggi, diciamo. Oggi forse siamo meno in grado di accettare e di tollerare gli elementi di distruttività che una volta forse erano caratterizzati da una maggior consapevolezza. È come se oggi, gli esseri umani non riuscissero a concepire dal punto di vista culturale che degli elementi distruttivi e malvagi sono presenti nella gruppalità come nel soggetto. E soltanto se tu ne sei consapevole e conosci anche, chiamiamoli, dei riti o delle modalità per salvarti un po' dalla loro influenza, in qualche misura è possibile difendersene. Altrimenti si è agiti, si è presi da un vortice, no? Con una scarsa anche consapevolezza. Oggi questo è molto presente anche nei giovani, il fatto di sentirsi un po' a frammenti, a pezzi, no? E le cose che agisci e fai ti definiscono di volta in volta, tra cui anche la ricerca di sensazioni forti, oppure il rifiuto della frustrazione recuperando un'immagine di te attraverso la forza, la violenza. Dottore, mostro la locandina della presentazione del suo nuovo romanzo Mente, che sarà a Padova. Si terrà presso la Sala Grande del Centro Universitario Padovano in via Zabarella 82 domani 18 febbraio alle 18. No? Il nuovo romanzo, dialogo con l'autore, la giornalista Valentina Calzavara. A proposito di giovani, noi non facciamo altro che raccontare di risse tra giovani, di disagio giovanile, di fenomeni così di autolesionismo, di depressione, cioè veramente anche qui è cambiato qualcosa, si dice, dopo la pandemia, o questa parte oscura dei giovani c'è sempre stata? Negli esseri umani, diciamo, c'è sempre stato l'elemento innovativo e creativo che caratterizza l'adolescenza e la fine dell'adolescenza, come anche la solitudine e la disperazione, no? E la necessità di trovare delle vie per definirsi sul piano dell'identità. Forse la pandemia non ha fatto altro che evidenziare maggiormente le contraddizioni della nostra società, che non riesce ad accogliere gli aspetti di, chiamiamoli, insufficienza presenti nella persona e a dare delle risposte, no? A dare delle vie o comunque a consentire la costruzione di un percorso personale. La pandemia ha rivelato anche le contraddizioni del sistema in quanto tale, no? Da questo punto di vista. Credo che nei giovani oggi, più che mai nella nostra società, nella società occidentale in particolare, sia particolarmente evidente la crisi di sistema da una parte, cioè la visione di un'assenza di prospettive e anche di affermazione personale sul piano lavorativo e socio-economico. Voglio dire, noi abbiamo attraversato, quando eravamo giovani, dei periodi molto critici, no? Pensiamo alla stagione politica caratterizzata da un'estrema conflittualità, ma anche da una grande speranza, anche ideologica in molte situazioni, anche estrema, ma anche con una capacità o possibilità di proiettarsi per il futuro. Oggi quello che i giovani sperimentano è un'assenza di futuro, no? Un'incapacità di infuturarsi, cioè di immaginarsi sostanzialmente. E allora ecco che gli aspetti anche di frustrazione nel qui e dell'ora e l'impossibilità di avere dei soddisfacimenti immediati può anche determinare delle reazioni, come dire, regressive o aggressive. Regressive nel senso di ritirarsi, per esempio. Aggressive nel senso di riuscire a provare ad affermarsi attraverso modalità o comportamenti
violenti. Anche perché i modelli oggi che vengono presentati anche dalle televisioni sono quelli del successo, a prescindere, no? Altrimenti si è sconfitti, cioè, quindi diventa mortificante, diventa frustrante per tanti ragazzi anche solo ipotizzare un futuro scialbo senza... Sì, perché il confronto poi è con una difficoltà estrema anche a trovare semplicemente un minimo di sostentamento economico, no? Certo. O ad avvicinarsi anche vagamente alla possibilità di affermare o poter sperimentarsi per costruirsi dei modelli personali, ecco, sostanzialmente, perché la rappresentazione è quella appunto della ricchezza, del successo, come se fosse tutto facile, no? Esatto. Del resto le immagini che noi abbiamo dai social sono poi queste. No? Immagini di forza, di potenza, di bellezza, di esibizioni, molto chiamiamole narcisistiche, cioè di, come dire, un po' megalomaniche, no? Di poter essere tanto, ma in realtà poi le possibilità sono poche, sono molto poche. In più i social hanno questa doppia possibilità di garantire la possibilità a ciascuno, in senso, lo dico anche negativo, di esprimere in modo poco responsabile le proprie valutazioni e opinioni, lo vediamo nell'aggressività che circola nei social, no? Ecco. Certo, davvero parliamo spesso dei social perché sono fonte, credo, di grossi problemi, di grandi difficoltà, di un aumento generale dell'aggressività. Dottore, grazie molte per essere stato con noi. Roberto Lezzi, Mente, un romanzo che vi consiglio di leggere, sarà presentato domani a Padova alle 18. Grazie dottore. Grazie a lei, grazie a voi. Andiamo in pubblicità, torniamo tra un paio di minuti, state con noi. Gravissimo fatto di sangue a Gradisca, siamo in Friuli Venezia Giulia, vediamo la prima pagina del Piccolo di Trieste. L'aggressore è rientrato a casa con i vestiti sporchi di sangue, forze dell'ordine avvertite dai parenti. Quest'uomo di 30 anni incensurato ha accoltellato 3 persone al caffè teatro in centro. Ancora gravi le condizioni di 2 dei ragazzi accoltellati. Vediamo il servizio della nostra redazione di Udine. Ragazzi feriti, un'intera comunità sotto shock. È successo ieri sera qui al Caffè Teatro in pieno centro a Gradisca di Sonzo. Triplo accoltellamento, un ragazzo del luogo, un 30enne, ha prima aggredito un 25enne alle spalle mentre si trovava proprio all'esterno di questo locale, poi ha aggredito frontalmente anche la ragazza che era accorsa per soccorrerlo e di seguito il dipendente del locale era uscito per tentare di aiutare i 2 giovani e ha ricevuto anche lui una coltellata in pieno volto. Il risultato sono 3 ragazzi feriti, 2 sono ricoverati all'ospedale di Gorizia, una, la più grave, la ragazza all'ospedale triestino di Cattinara. Subito sono accorsi i carabinieri di Gradisca, subito chiamati insieme alle ambulanze del 118. I carabinieri sono riusciti a individuare immediatamente l'aggressore. L'aggressore è un 30enne del luogo che si era rifugiato a casa, era fuggito in quella direzione lasciando dietro di sé le impronte insanguinate, rendendosi conto probabilmente della gravità del suo gesto. L'hanno trovato, l'hanno subito arrestato e ora si trova al carcere di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per fortuna, ecco, questo che è l'aspetto che ci sta più a cuore, è che i ragazzi non sono in pericolo di vita, anche se sono naturalmente in un caso in particolare in prognosi riservata, e che quindi seguiremo da vicino l'andamento della situazione della loro salute. Esprimo anche la solidarietà nei confronti di quello che è gestore del locale, che naturalmente ha subito questo fatto di cui tutti noi siamo ancora increduli, e il ringraziamento va a quanti sono intervenuti per contenere al massimo quella che era la situazione, i danni che si sarebbero potuti creare ulteriormente. Ecco.
servizio di Laura Buccarella, la nostra collega Laura Buccarella, e ne abbiamo parlato di violenza giovanile proprio fino a poco fa col dottor Roberto Lezzi, psichiatra e scrittore. Un altro caso che denota quella che così, la violenza di certi ragazzi, anche il fatto che girino armati di coltelli, come è successo a Monselice. Vediamo. Due nostri studenti sono arrivati non solo a mettersi le mani addosso, ma anche a minacciarsi con un'arma, con un coltello. È un fatto che è successo fuori dalla scuola. Però ecco, noi siamo docenti, educatori che non sono pagati solo con le 18 ore contrattuali, ma lo siamo 360 gradi e 24 ore al giorno. Non ci ha pensato un attimo il docente presente Vincenzo Ficco, vicepreside dell'Istituto Kennedy, che dopo aver calmato la lite tra due quattordicenni compagni di classe che stavano per entrare a scuola, si è confrontato con i colleghi e la dirigente scolastica, che ha fatto intervenire i carabinieri. Per il quattordicenne che ha tirato fuori il coltello è scattata la denuncia alla procura dei minori per minacce e porto abusivo d'armi, ma la prossima settimana sarà convocato un consiglio di classe straordinario. Una telefonata, quella ai carabinieri, costata moltissimo ad Antonina Volpe, dirigente dell'istituto. Mi è dispiaciuto tantissimo perché sono dei ragazzini, sono dei nostri alunni, noi abbiamo a cuore tutti, però c'era la necessità di mandare anche questo messaggio, cioè qui lavoriamo seriamente, abbiamo cura di tutti, però ci vuole rispetto per tutti e la violenza non possiamo accettarla, anche se è fuori dal cancello. I due quattordicenni frequentano la stessa classe, il litigio sarebbe nato per la soffiata fatta da uno dei due al prof di matematica su un'assenza durante il compito. La scuola ha coinvolto nel percorso avviato anche le famiglie. Gli organi competenti della scuola, che sono il consiglio di classe, dovrà affrontare insieme alle famiglie un percorso per capire il senso di quello che è successo e anche per capire che ci sono delle responsabilità da affrontare. 1000 studenti, 9 indirizzi di studio all'Istituto Kennedy di Monselice, dove sono stati avviati vari percorsi di cittadinanza anche in collaborazione con le forze dell'ordine. Noi abbiamo messo in atto con le forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale un tavolo di progettazione proprio di educazione alla legalità, di educazione al rispetto reciproco ed anche delle strutture. Andiamo a Vicenza per il degrado sotto il cavalcavia Ferreto De Ferretti. Un nuovo accampamento di senza dimora si è insediato da qualche giorno, esasperati i residenti. Torna il degrado sotto il cavalcavia dei ferrovieri. Dopo la bonifica radicale effettuata dalla passata amministrazione comunale che aveva ripulito la zona, sigillata saldando reti metalliche, ora quest'area è tornata ad essere occupata da sbandati e senza dimora. Prima imperava il degrado derivato dallo spaccio di droga e dalla prostituzione, ora sta prendendo corpo una specie di villaggio di senza tetto. Da una parte baracche e le tende improvvisate per la notte, dall'altra una zona ricettacolo di escrementi e rifiuti. Si profila il ritorno di una discarica abusiva. Un edificio chiuso e inutilizzato lungo i binari, inoltre, sembra essere utilizzato come rifugio temporaneo. Una macchia nera non solo dei quartieri ferrovieri a San Lazzaro, ma della stessa città, che rischia ora di espandersi. I commercianti sono esasperati per il ritorno di una situazione inaccettabile. Non siamo capaci di vedere quella zona messa a posto a dovere, da dire finalmente abbiamo un bel... Invece no, è sempre messo male. Il degrado totale e vorrei dire anche più avanti nel quartiere, insomma, perché è un punto che la gente vede, per cui siamo messi veramente male. Sembrava che tempo fa fosse messo a posto, invece siamo ritornati sempre al solito problema qua. Perché secondo lei? Manca la segnalazione, le autorità non lo sanno? No, ma noi, io come presidente del quartiere e anche altra gente, segnaliamo sempre che ci sono delle cose da sistemare, tipo quella là, anzitutto, e poi i parcheggi. Continuiamo a ripetere le solite cose, sì, facciamo, non va mai fatto niente, insomma, il problema è sempre quello. Sempre dove c'è degrado, dove ci sono persone che vivono al limite della città, ai confini con l'assurdo, insomma, c'è sporcizia, c'è il degrado, è quello. Io non ho una casa, non ho un posto dove andare, non ho niente, me ne frego, faccio quello che capita, mangio qualcosa, lo mollo per terra, devo fare i miei bisogni, li faccio dove capita, me ne frego se qualcuno passa, non passa,
puzza o se c'è odore, se c'è sporcizia, eccetera, perché tanto io non sono legato al territorio, non faccio parte di questa società, dicono, e quindi è ovvio che non è facile transitare nelle zone in cui c'è questa situazione, perché si ha ovviamente paura. Sentiamo spesso che ci sono persone che vengono rapinate, derubate. Servizio di Daniele Garbin, stasera Focus gli ospiti Anna Maria Bigon, Emanuele Crosato, Franco Dolce, Mario Fabris, Gennaro Marotta, Giorgio Pasetto e Antonella Tocchetto. È tutto per oggi, grazie a Francesco Cerone e a Tommaso Migotte, i nostri registi. Ci vediamo stasera, buona giornata.